Un protocollo d'intesa tra Regione e Comando regionale della Guardia di Finanza per rafforzare la prevenzione e repressione di frodi, irregolarità e violazioni nel settore della pesca e dell'acquacoltura. In particolare vigilerà sull'uso corretto dei contributi statali e comunitari. Questi ultimi nella programmazione 2021-2027 ammontano a 46 milioni di euro. Spesso la tentazione può esserci di cercare di approfittare anche quando non si è perfettamente in regola per appunto poter beneficiare dei fondi pubblici. Come dicevo prima, molto frequenti sono i casi di frode e di truffa. Insomma, anche nel 2024 la Guardia di Finanza qui in Veneto ha segnalato e denunciato diverse centinaia di casi. La firma Venezia intende rappresentare un'ulteriore forma di tutela per un settore cruciale dell'economia veneta. Nel 2023 14.000 tonnellate di pescato, 40 milioni di euro di fatturato, 656 pescherecci attivi e oltre 8.000 occupati. Il controllo sì, perché ci è stato richiesto dalle associazioni dei pescatori, cioè queste attività ci sono state richieste dai pescatori, non ce le siamo inventate noi, siamo andati dai pescatori e abbiamo chiesto cosa serve? Beh, prima di tutto maggiore controllo. Il controllo deve avvenire su tutta la filiera, avendo come obiettivo principale non solo il principio di legalità, che nel mondo della pesca è un principio che alle volte va attenzionato in modo particolare, ma soprattutto la qualità del pescato che arriva sulle tavole dei consumatori, dei cittadini. Della durata di 3 anni rinnovabile, il protocollo prevede l'istituzione di una cabina di regia formata da rappresentanti di entrambe le parti con il compito di monitorare le attività e coordinare azioni congiunte. La richiesta di supporto, mettiamo così, di aiuto tecnico da parte dell'azione di categoria ci indica che probabilmente ci sono dei tentativi di infiltrazione. L'accordo consente anche a noi di individuare più rapidamente, non che non saremo in grado di farlo, ma più rapidamente, più efficacemente coloro che vogliono invece approfittare in modo negativo di quelle che possono essere le pieghe del settore.